Passaggio di consegne oggi per l'incarico di comandante del secondo nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania. Il capitano di vascello Rosario Capodicasa prende il posto del capitano di fregata Andrea Vitali. La cerimonia si è svolta nell'hangar principale della base aeromobili della Guardia Costiera, alla presenza delle più alte autorità militari e civili della provincia etnea. Emozionato Vitali nel lasciare un ruolo che ha svolto per oltre 3 anni, ora lo spetta alla Toscana, dove assumerà il comando della base aeromobili di Sarzana. Ne ricordi una grande impresa come quella della nave Gelso M, incagliata negli scogli a Siracusa. Abbiamo recuperato 19 membri dell'equipaggio da una nave che si era incagliata sulla scogliera a Siracusa in condizioni di tempo veramente al limite del possibile. Vento a 56 nodi e temporali in corso, quindi è stata, per la prima volta ho pensato che non avrei recuperato delle persone, invece poi alla fine ci siamo riusciti e è andato tutto bene. Capo di casa, siracusano, assume il nuovo incarico con la consapevolezza di trovare una grande squadra di lavoro. Per loro un messaggio. I ragazzi hanno entusiasmo e questo entusiasmo deve essere seguito dalle motivazioni e dalla voglia di fare bene. Perché io li vedo quando si riescono a tirare dalla barella sulle navi qualche persona in difficoltà o comunque a conseguire gli scopi per cui noi siamo qui per operare, la soddisfazione che si ha quando si salvano le persone è veramente grande ed è impagabile.